Verso fine marzo partirà un monitoraggio che riguarderà la specie alloctona del granchio blu nella laguna. Si indagherà sulla sua distribuzione, sull'abbondanza della specie, sugli impatti nei confronti della pesca tradizionale e sarà valutato anche ai fini della commercializzazione. Lo studio, per un anno circa, terrà impegnate Fondazione della Pesca, Regione Veneto e Università degli Studi di Venezia, i tre enti promotori. Come presidente della Fondazione della Pesca, in accordo con il consiglio dell'ente, abbiamo finanziato questo importante progetto che riguarda il granchio blu, ha detto il sindaco di Chioggia Mauro Armelao, una specie che può essere un pericolo ma anche una risorsa. Si tratta infatti di una specie che può essere pericolosa per l'ecosistema del nostro mare, ma che può essere anche una risorsa per il comparto della pesca. Una specie aliena che sembra si stia riproducendo velocemente, con il rischio di prevalere su alcune specie locali, costituendo inoltre un potenziale danno per gli strumenti di pesca, rendendo anche più laboriosa la cernita del pescato. Lo studio è affidato al professor Piero Franzoi del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell'Università di Venezia. Coinvolgendo tramite le cooperative locali alcuni pescatori chioggiotti, uscirà in laguna a bordo di imbarcazioni messe a disposizione da alcuni pescatori per catturare alcuni esemplari di granchio blu da sottoporre ad accurate ricerche. Lo studio andrà a 360 gradi, compresa la possibilità di mettere in campo nuove tipologie di reti, dato che questa specie provoca danni a quelle comunemente usate dai pescatori. Il costo complessivo del progetto è di 40.000 euro e la spesa sarà cofinanziata in parti uguali da Fondazione della Pesca e Regione del Veneto. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni abbiamo ancora per qualche giorno una super mega iper straordinaria ultra offerta sugli zaini per la scuola elementare e per la scuola media a partire da 5,99 euro. Li potete già vedere sulla nostra pagina Instagram, scegliere quello che vi piace di più, sperare che sia ancora disponibile e venire in negozio a prendervelo. Vi aspettiamo!